I ragazzi devono sapere che è una storia vicina, è vicina fisicamente, è vicina perché se solo ascoltassimo la tradizione orale sarebbe trasferita di padre in figlio, fino ad arrivare a quei nonni che hanno raccontato che cosa è stata la guerra qui in Veneto, una guerra che ha fatto l'Italia. Ecco, l'occasione per il Veneto, per gli studenti veneti è quella di riappropriarsi di questo pezzo di storia, di questo nostro territorio, di conoscerlo di più e di amarlo. Rendere vive e ancora attuali le pagine dei testi scolastici che raccontano la Grande Guerra, perché la storia sia, come sostiene qualcuno, maestra di vita, non deve essere discussa e approfondita solo tra addetti ai lavori, né percepita dalle nuove generazioni come qualcosa di lontano e confuso. E anche per questo motivo che a Villa Contarini e a Piazzola sul Brenta sono state premiate 12 scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che si sono distinte per aver realizzato elaborati originali sul tema dell'entrata in guerra dell'Italia. Sono stati bravissimi, sono stati motivati dai loro insegnanti, i lavori sono stati veramente eccezionali, ma la cosa più bella di questo concorso è stato proprio l'analisi storica, la ricerca dei documenti storici e quindi l'elaborazione e la riflessione, quindi in una prospettiva anche di recupero della memoria, anche per una tradizione che deve essere assolutamente tramandata ai posteri. Gli elaborati sono stati giudicati da una commissione di esperti che ha valutato l'approfondimento e l'analisi del contesto culturale, intellettuale e politico e le cause che portarono all'entrata dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Un'occasione non solo per rafforzare il ricordo di quel periodo storico, ma anche per onorare i caduti di quella tragedia collettiva.